speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo 2018. Nostro ospite in questa occasione il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. Ben trovato, senatore. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Gianni Girotto, che è candidato sempre per il Senato nel collegio plurinominale Veneto 1, il collegio, uno dei due della nostra regione, che comprende le province di Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo. Senatore, abbiamo parlato anche in qualche nostro incontro precedente anche della cosiddetta green economy, di quelle filiere innovative, verdi, sostenibili, che oltre agli ovvi effetti positivi sull'ambiente e sulla qualità della vita, tra l'altro possono generare anche nuova occupazione di qualità, essere volano di sviluppo. Una di queste filiere è la mobilità elettrica. È stato fissato anche un ambizioso traguardo di 1 milione di auto elettriche. Insomma, tutti, tra l'altro gli esperti lo dicono, che ormai il motore è quello a benzina, diciamo così, gli anni forse contati, e verrà sostituito appunto dai propulsori elettrici, e quindi questo è un filone su cui, come Movimento 5 Stelle, voi ritenete che il paese, l'Italia, debba puntare con ancor più crescente forza? Sì, molta più forza, perché siamo gli ultimi in Europa. Abbiamo un numero di auto elettriche che è 10 volte inferiore alla media europea, quindi siamo, come spesso succede, siamo ultimi. Non dobbiamo ripetere l'errore delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico. Nel fotovoltaico avevamo iniziato, eravamo i terzi produttori mondiali, adesso lasciamo perdere. Noi ci siamo posti come obiettivo 1 milione di auto elettriche, e questo farebbe generare tutta una serie di posti di lavoro su filiere innovative, perché parliamo di motori elettrici, quindi l'inquinamento viene ridotto in maniera drastica. Partiamo da un dato di fatto: in Italia in questo momento ci sono 37 milioni di auto e 12 milioni tra moto e camion, e questi mezzi vanno al 74% con il gasolio, e in complesso comunque il 96% si muove a base di petrolio. E partiamo da una situazione a dir poco imbarazzante, perché proprio l'anno scorso la Corte dei Conti denunciò il fatto che un programma per lo sviluppo della mobilità elettrica, un programma italiano che aveva in dotazione 50 milioni di euro, dopo 3 anni dalla partenza di questi 50 milioni di euro erano stati spesi 6.000 euro per pubblicare i bandi. 6.000 euro su 50 milioni disponibili, quindi siamo mostruosamente in ritardo. Allora, come tanti altri soggetti, noi siamo fortemente impegnati sulla mobilità elettrica. Finite le elezioni faremo uno speciale molto più lungo. Io qua do delle informazioni condensate per farvi capire che stiamo studiando a fondo la problematica. Per esempio gli autobus che nelle città sono responsabili di una discreta fetta di inquinamento. Ecco, un autobus elettrico già adesso, con tecnologie e costi esistenti, si ammortizza in 8 anni. 8 anni però senza tener conto dei danni ambientali che provoca un classico autobus a gasolio. Quindi parliamo 8 anni di ammortamento solo a livello di costi, ma se parliamo del rispetto dell'ambiente e del minore inquinamento che poi paghiamo, ricordiamolo, abbiamo purtroppo il tragico record di 90.000 morti all'anno per problemi respiratori, la cosa sarebbe molto più veloce. Ricordiamo che per esempio la Cina ha in circolazione più di 200.000 autobus elettrici, una cosa eccezionale. Noi ne abbiamo poche decine, e quelle poche decine arrivano dalla Cina, perché la nostra politica non sta supportando la filiera locale, ed è quello che
dicevo, non dobbiamo ripetere l'errore del fotovoltaico, che abbiamo dato delle agevolazioni per chi installava l'impianto, ma senza prima concordarci con le filiere industriali perché fossero pronte ad approfittare di queste agevolazioni. Non dobbiamo ripetere l'errore. Allora, le auto elettriche porteranno vantaggi per l'ambiente, per i posti di lavoro, ma anche per i proprietari delle auto elettriche, perché avevamo parlato in una puntata precedente della tecnologia V2G, che vuol dire Vehicle to Grid, che vuol dire semplicemente che l'auto elettrica, essendo un pacco batterie su ruote, è in grado non solo di prendersi corrente dalla rete quando bisogna ricaricare le batterie, ma è in grado di fare anche l'opposto, cioè di dare lei corrente alla rete quando la rete è sotto stress. E questo si chiama servizio di bilanciamento, che si capisce insomma anche intuitivamente, ed è un servizio remunerato, ed è un servizio che già viene remunerato per esempio in Danimarca. In Danimarca ai possessori delle auto elettriche danno 1.600 euro all'anno proprio come contropartita per il fatto che l'auto gli fa appunto da ammortizzatore, gli fa da questo servizio di bilanciamento. In Italia abbiamo un mercato un po' diverso, abbiamo calcolato con gli esperti dell'Enel che il possessore di un'auto, se desse questa opportunità, gli verrebbero concessi 500 euro, diciamo così, di sconto sulla bolletta elettrica. Ora sappiate che 500 euro di rifornimento di elettricità su un'auto elettrica significa a tecnologia attuale 8.000 chilometri all'anno, il che significa che un possessore di un'auto elettrica, solo dando la disponibilità che la sua auto in maniera completamente automatica, noi non dobbiamo fare assolutamente nulla come utenti, nel momento in cui è attaccata con la spina alla presa di ricarica, faccia questo servizio automaticamente, avrebbe 8.000 chilometri gratis all'anno. E scusate se poco, e stiamo parlando di tecnologia esistente. Ricordiamoci che avremmo una diminuzione nei consumi, nel fabbisogno generale decisamente significativa, perché un'auto a benzina, a gasolio, GPL, metano ha un rendimento, ha un'efficienza che va dal 20 al 35% a farla grande, che significa che la maggior parte dell'energia non finisce sulle ruote, ma finisce come calore sul tubo di scarico, quindi totalmente sprecata, anzi amplificando il riscaldamento del pianeta, perché escono i gas di scarico dal tubo di scappamento estremamente caldi, quindi io riscaldo l'atmosfera. E ne sappiamo qualcosa d'estate sulle città in cui... Soprattutto nella nostra zona. Esatto, il calore aumenta. In ogni caso, anche da un punto di vista proprio di efficienza, sprechiamo mediamente il 65-70% dell'energia che, ripeto, non va sulle ruote, ma va fuori sotto forma di calore. Invece un'auto elettrica ha un'efficienza dell'80-85%, quindi un salto enorme e quindi minor consumo di energia. Tra l'altro l'auto elettrica potrebbe fornire energia all'abitazione di notte, cioè nel momento in cui noi arriviamo a casa la sera, se ho ricaricato l'auto per esempio in ufficio durante le ore di lavoro, l'auto elettrica mi potrebbe fare da fornitore di elettricità durante la notte. Ci sono alcune misure che vanno portate avanti per agevolare l'ingresso delle auto elettriche. Una delle più importanti sicuramente è che l'auto elettrica deve avere la detrazione fiscale del 65%, come ce l'hanno per esempio adesso il fatto che io vado a mettere il cappotto all'abitazione, i serramenti nuovi, faccio l'isolamento del tetto, metto la pompa di calore, cambio il sistema di riscaldamento. Ecco, come vi ho appena detto, l'auto elettrica è due volte e mezzo più efficiente rispetto a un'auto a combustione interna. Andrebbe messo sull'auto elettrica anche a lei la detrazione fiscale del 65%. E poi, come ha detto lei giustamente, posti di lavoro, perché significa dare un impulso a tutta una serie di filiere industriali, la componentistica, la carrozzeria, gli inverter, cavi, ingranaggi, motori elettrici. Abbiamo un'azienda per esempio in Piemonte che produce motori elettrici, che ha ricevuto un ordine di prova dalla Cina, un ordine di prova di 150.000 motori. Cioè gli hanno fatto un ordine di prova di 150.000 motori che andranno a equipaggiare delle microvetturette di servizio negli aeroporti, nei centri commerciali, eccetera. Quindi pensate le possibilità che abbiamo se la politica italiana supportasse questo tipo di tecnologia. Attenzione, ribadisco per l'ennesima volta,
corriamo il rischio di perdere l'ennesimo treno tecnologico a favore di Cina, Germania, che si stanno preparando in maniera molto più veloce rispetto a noi. Come ho detto, potremmo avere questi 8.000 chilometri gratuiti all'anno, ma attenzione, manca la norma. Manca la norma che permetta alle auto elettriche di dare questo servizio. Ribadisco, è un pezzo di carta, è una norma tecnica, quindi l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che ovviamente viene gestita dal governo perché il consiglio di amministrazione viene nominato dal Parlamento, deve darsi una mossa, come diciamo, una scossa elettrica, esatto, per consentire questa tecnologia che, ribadisco, è già usata negli altri paesi. Siamo andati in Danimarca per vederla usare con tecnologia Enel, che insomma lo sanno anche i bambini, è italiana, la tecnologia è assolutamente italiana. Altra attenzione, rischiamo di perdere turisti, perché turisti tipicamente del nord, in cui la percentuale di auto elettriche sta salendo molto velocemente, quando vorranno venire giù in Italia si domanderanno: ma ci sono le colonnine di ricarica? Perché io arrivo lì, non posso correre il rischio di rimanere a secco, di non poter ricaricare l'auto. Quindi se non implementiamo velocemente queste colonnine, e Enel ha preso l'impegno di installarne 7.000 entro il 2020, 14.000 entro il 2022, corriamo anche un serio rischio che il turismo dall'estero rallenti perché non trovano più distributori di corrente elettrica. Le auto, non solo i mezzi, le automobili possono diventare elettriche, abbiamo parlato degli autobus, ma anche la parte agricola. Ci sono già dei prototipi a cui non è stata data sufficiente attenzione anche per utilizzi agricoli, ci sono già dei prototipi molto performanti, e qui la sollecitazione è alla politica come sempre, quindi noi come 5 Stelle ci impegneremo a creare le condizioni per cui anche i mezzi agricoli possano utilizzare queste tecnologie. Ci sono già dei prototipi estremamente efficienti in tal senso, ma la politica deve dare dei segnali chiari per convertire quelli che sono attualmente 16 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, vengono chiamati SAD, sussidi ambientalmente dannosi, sono 16 miliardi all'anno che finiscono in sussidi alle fonti fossili, quindi sussidi alle trivellazioni, sussidi all'estrazione di gas e sussidi ai combustibili fossili. Ora attenzione, noi non è che vogliamo tagliarli in blocco, soprattutto i sussidi ai carburanti, perché sono sussidi che vanno agli agricoltori, agli autotrasportatori, ai pescherecci, e noi non vogliamo eliminarli e mettere in difficoltà queste categorie molto importanti, vogliamo convertirli, cioè io continuo a darti l'aiuto economico, ma se tu mi acquisti un mezzo che può essere a GPL o a metano, che comunque inquina di meno, in previsione di poi passare all'elettrico. Quindi si rassicurino le categorie degli autotrasportatori, degli agricoltori e dei pescherecci, diciamo così. Non vogliamo tagliare il sussidio e farvi rimanere con l'acqua alla gola, ma semplicemente trasportarlo. I veicoli a GPL e metano esistono già e sono assolutamente performanti, stanno arrivando assolutamente anche quelli elettrici, visto che il costo sta decrescendo, sta diminuendo con la stessa velocità con cui erano diminuite anche, stanno diminuendo appunto le tecnologie fotovoltaiche. Velocemente questo è stato un breve riassunto, ne parleremo spero molto più ampiamente passata questa frenesia delle votazioni. Invito tutti il 18 febbraio a Montebelluna nel pomeriggio verso le 18, quindi 18 febbraio alle 18 a Montebelluna faremo alle 20 a Montebelluna faremo un convegno esclusivamente sulle auto elettriche. Avremo il professor Ugo Bardi, che è una eminenza italiana riconosciuta in tutto il mondo e che si occupa soprattutto di energia e di auto elettriche, e faremo un altro convegno il 23 a Marghera, rilanciando per l'ennesima volta, perché non è la prima volta che lo facciamo, l'obiettivo Venezia trasporti 100% elettrici. Quindi traghetti elettrici, imbarcazioni da diporto elettriche, trasporto su acqua elettrico, le tecnologie ci sono, i costi ormai sono assolutamente affrontabili. L'ho detto all'inizio, un autobus elettrico già adesso si ripaga in 8 anni, senza tenere conto del fatto che non inquina invece un autobus a gasolio. E chi è andato a Venezia
conosce benissimo anche lì la situazione dei traghetti e delle imbarcazioni, anche questi naturalmente provocano molto inquinamento. Ecco, questo molto velocemente per dire che il nostro non è solo uno slogan, non ci stiamo limitando a seguire l'onda di quello che sta succedendo in tutti gli altri paesi, non è più una questione di se, ma solo una questione di quando. La politica deve porre massima attenzione su questo. L'attuale legislatura è stata un disastro. Abbiamo un numero di auto elettriche che è 10 volte inferiore alla media europea e questa situazione non può più continuare e noi ci impegneremo a cambiarla velocemente. E sicuramente torneremo a parlare del tema della mobilità elettrica proprio perché, come dicevamo, è uno dei fenomeni sicuramente più in crescita nel futuro. Grazie intanto al senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi e buon voto a tutti. Vi ringrazio anch'io e vi invito naturalmente a seguire i prossimi appuntamenti dedicati all'approfondimento sui temi in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.